Per la prima volta a Padova il congedo mestruale per le studentesse diventa realtà. Da ieri al Liceo delle Scienze Umane Duca d'Aosta le allieve possono beneficiare di una serie di assenze mensili che non andranno a incidere sul monte assenze complessivo, una grande conquista per la rappresentanza degli studenti che con la rete degli studenti medi si è battuta per ottenere questo risultato, il primo nel Padovano e tra i primi del Veneto. Per accedere alla procedura servirà un certificato medico rilasciato da un ginecologo. Le studentesse otterranno il documento che certificherà la presenza di dismenorrea, dolore particolarmente acuto, di lunga durata e o invalidante durante il ciclo mestruale o di altre patologie come l'endometriosi e che recherà anche un'indicazione della durata media di tali disturbi. Il certificato sarà poi consegnato al consiglio di classe e darà diritto a usufruire mensilmente di un dato numero di giorni in cui poter stare a casa da scuola. È il riconoscimento di un diritto in un ambito su cui pesa ancora forte un tabù, dice Sofia Bruni Marini, rappresentante degli studenti del Duca d'Aosta. La procedura prevede il certificato di uno specialista e affinché sia un diritto davvero di tutte, la visita si può avere gratuitamente e anche da minorenni senza consenso dei genitori al consultorio. Inoltre la scuola stessa può mettersi in contatto con i medici, così la rappresentante degli studenti del Duca d'Aosta, Sofia Bruni Marini, le fa eco il coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto, Marco Nimis, che dichiara: è un grande primo passo, continueremo su questo fronte pretendendo dal Ministero e dalle istituzioni una presa di posizione e delle linee guida unitarie. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è mercoledì 8 marzo 2023, giornata internazionale delle donne. La prima notizia di oggi riguarda proprio questo, le conquiste a Nord-Est e l'8 marzo in Veneto. Avete sentito poco fa, ora a scuola arriva il congedo mestruale, un diritto finalmente riconosciuto a Padova al Liceo Duca d'Aosta. Col certificato medico le assenze non graveranno sul bilancio complessivo. L'articolo sul Gazzettino di oggi, in una pagina dedicata appunto all'8 marzo, notizie in primo piano. Anche a Nord-Est l'8 marzo non passa senza lasciare un segno importante. Da un lato una scuola di Padova riconosce il congedo mestruale alle sue allieve da utilizzare ogni mese in presenza di un certificato medico, scrivono i giornalisti Serena De Salvador e Alvise Sperandio. Dall'altro nel reparto di ortopedia di Dolo si è insediata una primaria. Si tratta del primo caso in assoluto in Veneto e del terzo a livello nazionale. Quindi l'altro articolo, appunto a firma di Alvise Sperandio, una donna alla guida del reparto di ortopedia, è la prima in Veneto. Silvia Pini, 48 anni, promossa primaria a Dolo. Spero un giorno sia la normalità, dichiara. E la notizia si trova anche sui quotidiani del gruppo GEDI. L'8 marzo in Veneto, la prima direttrice di ortopedia, sogno il giorno in cui sarà normale. Anche qui appunto questa dichiarazione. Dice anche chiamatemi primaria perché spiega la declinazione al femminile è il riconoscimento di un ruolo. Silvia Pini ha 48 anni ed è stata nominata al vertice del reparto di Dolo. Manteniamo le nostre qualità, dichiara ancora, è sbagliato emulare i modelli maschili. E Laura Berlinghieri la intervista appunto sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI che le dedicano un'intera paginata. Tornando sulle pagine del Gazzettino di oggi troviamo la notizia di un sondaggio, il solito questionario dell'Osservatorio sul Nord-Est di Demos, che oggi si occupa di uomini e donne della famiglia anche, e quindi leggiamo il titolo: mamma e papà sono pari nel prendersi cura dei figli. Il 72% dei nordestini concorda sul fatto che entrambi hanno caratteristiche e capacità genitoriali, ma la convinzione scende tra i più anziani e i meno istruiti. Insomma, in ogni caso una percentuale altissima di persone che a Nord-Est sono d'accordo sul fatto che la cura dei figli piccoli riguardi entrambi i genitori. Vediamo precisamente qual era la domanda posta da
l'osservatorio sul nord-est, ed era questa: i padri sono capaci quanto le madri di prendersi cura dei figli piccoli. Molto o moltissimo d'accordo il 72% degli intervistati. Dall'altra parte, alla domanda se è meglio che le madri stiano a casa, quindi se una coppia ha dei figli piccoli è sempre meglio che la madre resti a casa a prendersi cura di loro e che il padre invece lavori, la percentuale si rovescia, e quindi con un 66% di persone che si dichiarano poco o per nulla d'accordo con questa affermazione. E per fortuna, insomma, nei dati analizzati da Demos per l'osservatorio sul nord-est, il ritratto di una regione, insomma, che ha finalmente cambiato la sua percezione, anche se appunto i più anziani restano ancorati a modelli del passato, ma un nord-est che vede sostanzialmente la parità tra uomo e donna all'interno della famiglia nella cura dei figli. Voltiamo pagina e leggiamo ora di un caso veramente brutto, spiacevole, preoccupante. Leggiamo il titolo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi: molestie in consiglio regionale, la leghista Cecchetto accusa Gio Formaggio, e dice: ha passato ogni limite. L'episodio ieri a Venezia, a margine dei lavori dell'aula, lui nega tutto. Gio Formaggio dice: non c'è stata alcuna molestia, solo una spintarella, lei rideva, ma cosa si fumano. Queste le parole di Gio Formaggio sul Corriere del Veneto di oggi. Milena Cecchetto dall'altra parte si dichiara molto delusa, dice: sono amareggiata da un comportamento così aggressivo e irruento. L'articolo di Martina Zambon sul Corriere del Veneto di oggi, ma la notizia c'è anche sul Gazzettino: molestie in regione, la leghista Cecchetto accusa Gio Formaggio. Quello che è successo è inqualificabile e inaccettabile. Lui si difende: era seduta sul bracciolo, le ho solo dato una spinta. Come se questa poi possa essere una difesa, lo valuterà naturalmente ciascuno dei nostri ascoltatori. In ogni caso, il presidente Ciambetti del Consiglio regionale del Veneto ha chiamato a rapporto i due capigruppo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Soranzo, si è subito scusato e Aldavanzan nel suo articolo per il Gazzettino dà conto di fibrillazione nella giunta Zaia. Ci sono poi tutta una serie di dichiarazioni, ma insomma il caso rimane ed è assolutamente spiacevole, da un lato preoccupante che anche all'interno di sedi istituzionali possano avvenire questo tipo di episodi. Nulla di nuovo naturalmente, ma se non forse la scelta e il coraggio anche dell'esponente leghista Milena Cecchetto di non accettare questo tipo di comportamenti e di denunciarli anche pubblicamente. Quindi a lei va la solidarietà naturalmente di Sveglia Veneto. Voltiamo pagina e sempre nell'ambito del centrodestra, oggi impossibile non parlare delle dichiarazioni shock di Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, che ieri si è raccontato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Oggi deputato di Forza Italia, appunto già sindaco di Verona. Cosa ha detto Flavio Tosi? Ha parlato un po' a ruota libera, ha raccontato: dormo con la pistola vicino, se entra qualcuno io sparo. Questa è la dichiarazione che riprendono i quotidiani del gruppo Gedi per il loro titolo, ma ne ha poi dette di tutti i colori. La guerra è colpa di Zelensky, ha ragione Berlusconi, l'Ucraina ha attaccato per prima, colpa di un presidente ex comico. Questo per quanto riguarda la politica estera. E poi ha detto anche di sentirsi lui un po' fascista. Questo lo dice ricordando un episodio in cui Umberto Bossi, ai tempi della Lega ancora Nord, lo accusava di essere uno stronzo e di aver portato i fascisti nel carroccio. Tosi gli rispose: siamo tutti un po' stronzi. Ieri ha ricordato questo episodio: tra le due cose mi sento semmai più stronzo. E poi ha aggiunto: non è più un reato definirsi fascisti, è l'apologia ad esserlo. Essere fascisti non è un reato secondo me. Oggi mi sento un po' stronzo e un po' fascista, solo un pochino però.
e poi appunto l'avvertimento: ho 4 pistole, sul comodino ne tengo una sola senza il colpo in canna, devi scarrellare, poi puoi sparare, se ci fosse qualcuno che entra in camera di notte che non sia mia moglie io sparerei. Insomma, queste le dichiarazioni del onorevole Flavio Tosi, oggi deputato di Forza Italia e già sindaco di Verona per 2 mandati con la Lega Nord. L'ultima notizia di oggi, una flash sui quotidiani del gruppo Gedi: dal piano triennale delle opere regionali scompare il progetto dell'SFMR. Di cosa si tratta? Il sistema ferroviario metropolitano regionale, un progetto, pensate, ideato ancora negli anni 80, che ha iniziato ad essere realizzato poi negli anni 90 e negli anni 2000, prevedeva l'eliminazione di tutti i passaggi a livello in Veneto, tra l'altro, e poi la realizzazione di quei collegamenti ferroviari con orario cadenzato a 10-15 minuti di tempo, di distanza tra un treno e l'altro, oltre a tanti interventi infrastrutturali. Ebbene, è stato abbandonato dalla regione ed è scomparso addirittura dal piano triennale delle opere approvato ieri in Consiglio regionale. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.